tutto sommato la filosofia di questo incontro voleva arrivare anche a queste conclusioni. Abbiamo il dibattito, perché sicuramente qualcuno vorrà parlare, qualcuno l'ha già chiesto. Io ne approfitto, mentre voi stiamo composto al microfono, ne approfitto per vendicarmi questo continuo riflesso e vi svelo l'arcana. Queste immagini che circolavano fanno parte di un film del 1919, un anno scarso dalla fine della guerra, del regista Albert Gaines. Il titolo è J'accuse. Fa finta di vedere questi soldati che a un certo punto in una zona di frontiera nell'Alsazia tra la Francia e la Germania, un territorio battuto dalle battaglie, fa finta il regista di vedere questi soldati che a un certo punto si risvegliano. Non esisteva la parola zombie, altrimenti l'avrebbe utilizzata. Si risvegliano e tornano nelle loro famiglie e trovano un po' di tutto. Qualcuno è deluso, ma insomma la domanda è questa: ma perché siamo morti? A cosa è servito? A cosa è servito? Una frontiera che non esisteva più, le famiglie che erano tornate al Trentran, i soliti maneggi eccetera. A cosa è servito questo massacro? Questo era il film un anno dopo la fine della guerra. Allora apriamo il dibattito. Bustiano Composto mi ha chiesto di parlare, però io mi permetto di dare a Bustiano un tema, conoscendo le sue preferenze. Abbiamo detto che la guerra genera guerra. La prima guerra mondiale ha generato la seconda, tutto sommato. La seconda ne ha generato altre, con gli assestamenti fra stati, le sfere di influenza, le guerre dei paesi, con i paesi ex coloniali, eccetera. È una spirale che può finire. La guerra serve ai popoli. Dai. Sul microfono. Veramente io non ho più titolo, l'avrei amato da Ferrari. Dai Muscata, da vecchio professore ha la voce la scarpa. Insomma, è vabbè, insomma, lo dai sul fatto fa cambiare anche Prova. Prova, ecco così. Vabbè, devo calmare, mi hanno mandato che vedi questo dibattito, insomma, non è mi hanno mandato che diagonare queste cose. Beh, intanto io provo a entrare in argomento e poi dire che adesso di testa guerra, insomma, no? Devo rammentare su chi pensa a Zio Billette in Satrincea, sul libro di Stefano Bitti. Zio Billette hanno pensato a son morto, queste cose terribili che succedevano in questa trincea, la vita non moria nulla, le persone morivano anche in busca, piccolavano addirittura sopra, e la gente morta, fermita in questa trincea, piccolavano sopra. Zio Billette non pensava Parisi a questa trincea e a questa vita della famiglia sua in vita. Cattinia, perché tanto terribile questa situazione in questa trincea, tenia perché si era mischiato, e cioè non queria evitare pure dello spessare in contemporanea le due cose, tanto è terribile. In questa parole Stefano Bitti nos ha fatto comprendere veramente in testa guerra. Ma quale motivazione poteva avere a fare guerra?
cioè fa che in modo che la vita di una persona non basta nulla, può guerrare contro chi è. Sempre Stefano Bitti non sa che comprendere, Isaia corria sa occhio, che questo si nemico, nessuno lo sconosciuta. E poi sono posti poi si schia a destra chi non le dobbiamo nulla, non abbiamo fatto, non abbiamo disamistata, non abbiamo fatto nulla. E noi siamo insegnati a guerrare contro Isolo e manco noi abbiamo fatto nulla a Isolo. Quindi questa guerra non si comprende da poi si fa che. E invece questa guerra si fa che abbiamo motivazione. E non sono solo uomini che hanno questa guerra, come è andato la collega Moncelsi. No, non sono solo uomini, sono solo stati che hanno questa guerra. Sono solo stati che hanno questa guerra proibite. Beh, andiamo a vedere dai su 1861, dal canone scritto l'Italia, ma prima pure del canone l'Italia non esisteva, il regno di Sardegna. Sono tutte guerre d'espansione. Tutte guerre, la guerra che ha fatto l'Italia, sono tutte guerre d'espansione del confine. Quindi l'Italia, in tutta questa guerra, è aggressore. Italiana, invadere terra alleate. Il regno delle due Sicilie, ma hanno posto un mercenario che a Garibaldi può andare a conquistare, paccato dai soli inglesi. E là che inconare commenta una liberazione, ma così tu altri stati, tu altri regni, che non un governo suo, non hanno a conquistare, hanno fatto. Eritrea, Etiopia, ma tutto la guerra che ha fatto l'Italia sono tutte guerre di aggressione. L'Italia è aggressore. Quindi non sono gli stati che hanno questa guerra, possiamo andare sosate, questa cosa del sosate. Quindi bacca gloria a Badea, che questo poverino, questo nel 99, non si chiama anche Timpacchini, è imbottito del cognac e del succulate la manaiana contro, non si chiama qui, e poi a sente che sparia da esagerare, e poi sfortuna sola, ha girato vento, e sono austriaco, hanno alleato su uno scudo, sul braccio del su cognac, che hanno sparato su cognac. Sono austriaca, mica hanno sparato a Sazzetta, hanno sparato su cognac. Hanno intero il cognac che hanno sparato e poi e basta, e quello sono morto che ne schiera manco proibite, non ne schiera, non hanno mai stincato a nessuno, non hanno mai visto, non schiera che vai a che impara di cosa specie che spara io, non ne schiera, no, e basta. Io ho veramente apprezzato e ciò che non che un elenco di cifre che coincidono perfettamente che sa cifra fissa che io pure ho fatto una chirca ma qua non è che normalmente non fanno mai che neanche una chirca la cifra che sono in occhio adesso il fusilato adesso scondannato e così via adesso processato eccetera eccetera coincidono perfettamente siamo già danni delle mizza delle persone che sono state fusilate decimate eccetera eccetera e c'è una sala di corso per quale motivo? Beh io pure se è stato in guerra è stato già fusilato sì, che hanno mancato a fare che sul militare e sul bene sul caporale hanno mandato lui spara e hanno mandato lui spara e poi te non spara beh, come sparare a terra questa terra mia non mi spara e hanno incagirato sul colonnello in Michele in Tesinano in Sassari incagirato avevo già 26 anni avevo già un indipendentista d'età, non intendiamo italiano, stavo appunto a Songra e tutto il resto usato, quindi figurati se io ho intenzione di sparare l'Italia, non manco per su. Mi è capitato sul colonnello e mi ha mandato sul colonnello che è poi fulgude sul caporale. Lei deve dare l'esame di Stato, vero? Allora guarda, dia l'esame di studi, dove vuole in caserma non si faccia più vedere. Non si faccia più vedere. L'esame di Stato non usato vuol dire, no? Io non ho mai sparato un'arma, né italiana né per un motivo, e quindi è stato fusilato pure io, ma viene al banco che è stato fusilato, casi in questo inverno, che in periodo da tempo, che hanno chiamato la seconda guerra, in questo tempo, quindi parliamo, che compare Grallino, Teoruso, in Bagdad, è pure stato fusilato. Tutti sono stati fusilati perché è stato scamato da un disertore e
canto di questo che sono stato decimato del fucilato sono persone che invece più coraggiose di chi è stato clinico scritto, cioè non è che bisogna nato per volontà, bisogna nato stare che non si può fare la cartolina e più biglietto, ma mi è arrivato sul biglietto esecuzione, no, sul biglietto non vale più sul comunque ma bisogna pure mettere questa le maselli di trincea e quindi deve andare pure due canti la nostra scusa chiesa comunale e tornare a San Luigi Marta proposto Diego Carlo che a guerra genera guerra, la guerra crea guerra, la guerra fondaia crea la guerra e purtroppo la creano e a morire piano la storia e scusa che a morire piano la storia ma poi si pensa che poi non si corre e tutto cosa mano cambiato il partito questo scherzo non mi chiede che in casa è coro denaro di sto anname c'è stato buono pane e hanno usato le macchine da innanzi solo poche spranghe ma proite Duregno d'Italia si devia spargere, diventare formando, si chiama mannecare lo Stato papale, si deve mannecare, si deve mannecare il Regno Lombardo Veneto, si deve mannecare su un Stato, lo proposto, non annacciolo, ai miei, e tanto la fanfara, a perché della suonare, prima di suonare la scampa nella musica. È attribuita ad un inglese la frase quando gli arrivò la cartolina ed è prite dei pochi versi d'austriaco che se non c'è meno è un problema che si dai, non è l'arrivo torto, chiediamo una risposta, comprendo che questo tardo il denaro è talmente importante, talmente significativa, sa che sul tempo si è scolato. Però a me mi interessa anche una domanda. A che le anche da due si nocche che si non scontare questa cosa importante, che non riguardano e che hanno riguardato usare la nostra dai cantando sulla costata. Sicuramente l'anco a Marina, ma è stata volta che ha associato a Torre, a Don Totò, sì, a Raffaele e a Diego, se mi chiedete rispondere. Io parto da su candidato 2 che hanno da vedere spisso l'ultima poesia che ha recitato, tu hai concluso un anno, ecco questo giovane, questo chi mandato chiamato di Sobrone, è un senso, è un'idea, è un pensamento che in realtà la guerra, i sacrifici solo, poteva servire a mezzorare la Sardegna, a mezzorare l'Italia, a mezzorare il mondo. E isso è la IA commenta che hanno obbligato scuro a stare su la scorta da Saballa. L'idea adesso di Stato, come è andato iniziare questi anni di nascere. Il motivo del suo conflitto è sempre altre cose. La guerra è il motivo che si possa stare intorno tra Francia e Germania e su carbone che viti tra l'Alsazia e la Lorena, unico sul motivo, ma viene adattato lo spuro uso di disincollire il metallo in Africa e in altre parti del mondo, in questo imperialismo, in questo colonialismo,
europei, occidentale, hai già posto anche già da Parigi. E ti sei imparato che questa prima guerra, che milioni di morti, milioni di mutilati, che appena 20 anni dopo è nata un'altra, come è nata tu, giustamente. Questa prima guerra, milioni di morti, addirittura l'Europa distrutta. Sul primo grande genocidio, questo è solo armeno, e la seconda guerra ha 1 milione di morti, e un altro grande genocidio, questo è solo greco, 1 milione di morti. Pensando su che questa rivolta di popoli colonizzati, questa prima vittoria di Siria, che a casa caso gli inglesi, il mondo poteva essere scambiato, e poteva avere un avvenire differente. E però nessi che 20 anni in tutto, in Africa, in Asia, tutti i popoli sono arrivati a questa indipendenza. Ma su male desiderio scoprire il sapere in Europa e in Occidente non è sterminato. Prima su carbone in Europa, poi su metallo in Africa e in altre parti del mondo, poi è diventato su petrolio. In Europa non si è più una guerra, che la siamo spiegata in altre due. Io mi domando a che tante distanze da Israele, da questa prima guerra, da questa guerra nana, abbiamo imparato, l'Europa ha imparato. Possibile che non vada tra uno di questi governi in cui viviamo senza sette, in che conca, che sia capace di decidere di andare, di inventare un'altra maniera di utilizzare la risorsa, la pacagna, soltanto che costano, e anche ne accampare inizia solo cose che oggi in televisione dicono sempre desertos, poveri, e noi abbiamo questa guerra, noi abbiamo guerra a Sassari. È possibile che l'Europa e l'Occidente e il governo nostro non siano capaci di trattare, se non hanno che frate, ma basicamente uguali in suo mondo, questo è Sabinano. Diego, ce l'hai una domanda di riserva? Ecco che il tempo non è molto, però Non si può rispondere. No, vabbè, continuiamo e poi ci saranno qualche risposta, immagino. Rina? Grazie Diego, grazie a chi ha organizzato questa serata, perché la memoria, come è stato detto, è una cosa davvero importante. Io voglio condividere con voi 2 cose brevissime, ma proprio a flash. Manneggio Manca era uno dei reduci della prima guerra mondiale. Noi lo chiamavamo Manneggio Manca, ma non era proprio mio nonno. Allora esistevano artisti dell'anima, quindi era uno zio di mia mamma che ha vissuto con noi, ma per noi era mio nonno, e ha partecipato appunto alla prima guerra mondiale. Mio babbo invece ha partecipato alla seconda, e quindi partigiano. Tutti e 2 hanno avuto la fortuna di tornare, quindi reduci. La cosa che ho imparato da loro è che hanno rimosso tutto ciò che di negativo hanno vissuto in questi 2 eventi. E hanno raccontato solo episodi, diciamo, quasi divertenti e ironici, perché proprio hanno, secondo me, depennato dalla loro memoria tutte le sofferenze. Manneggio Manca, che io lo paragono al nonno dell'altro di Heidi, mi vedo oggi come oggi mi vedo i cartoni di Heidi, perché vedo Manneggio Manca in questa figura, e quando racconto di questo personaggio ai miei nipotini dico: questo è il nonno dell'Alpe, un uomo severo, burbero, introverso, ma dolcissimo con i bambini. Quindi io ho questo ricordo. E lui raccontava le pochissime cose, perché io avevo forse 9-10 anni quando lui è morto, che lui era ubbidiente rispetto ai disubbidienti nel primo conflitto. Però non si ne lasciava mancuna, nel senso che quando vedeva un'ingiustizia si metteva per l'ubbordike aspetta che nel mio braccio da dentro. Vicino alla caserma
c'era un giardino di alberi da frutto. Evidentemente questo era il sostentamento delle famiglie che lavoravano in questo giardino, e hanno vietato ai soldati di andare lì che non vi lasciano ancora mostrare, cioè la fame era tanta e mangiavano. Quindi i soldati sono stati richiamati dagli ufficiali, guai a che hanno da mangiare questo giardino, ma lui non era fottia nuda, se aveva fame ci andava, quindi in questo caso era un disobbediente. E racconta un fatto forse fuori luogo in questo contesto davvero serio e importante, ma lo voglio condividere con voi perché ci ha fatto ridere e vi farà forse sorridere. Nessun soldato andava più in questo giardino perché sarebbero stati puniti severamente. Aisse non era fottia nuda e se ne va in questo giardino e si arrampica su un albero di frutti. Gli approcci amorosi di allora non erano come quelli di oggi. Una coppetta che è scappata non so da dove è andata a finire su questo giardino, fra tutti gli alberi. Dove è andata a finire con tutto questo racconto a lei? Proprio sotto l'albero dove c'era mio nonno. Lui che cercava approcci, ma dai, lei tutta, no, ma se ci vedono, ma qui non ci vede nessuno, ma dai, vedi, non c'è nessuno, non baiaca, nessuno incorona il cane. Lui che insisteva, lei che invece si tirava indietro. A un certo punto lui si stanca, senti, se non ci vede quello che è lassù, riferito a Gesù Cristo naturalmente, ma lei da Gesù, se mi lasciate mangiare i fichi non dico niente a nessuno. Scusa, deve essere caro corrente. Allora, per dire, questi erano gli episodi che raccontavo. Mio babbo partigiano, anche lui, per 2 volte è andato a finire sul plotone di esecuzione. 1, 2, 3 appunti, gli hanno ammazzato il compagno a fianco. Quindi immaginatevi la tragedia. Per 2 volte è andato a finire sul plotone di esecuzione. 1, 2, 3 appunti. E per 2 volte gli hanno ammazzato il compagno a fianco. Che cosa ha raccontato della storia? Poi è rientrato, se no io non sarei stata qui ovviamente, però raccontava solo episodi divertenti. Che tipo di divertimento poteva esserci di ironici, ma non hanno mai raccontato della sofferenza. Ma nel domani io dormivo, quando riuscivo a dormire, sul cadavere dei compagni morti in trincea, che ci facevano da cuscino. Ok? Allora, condivisa questa cosa, io ho scritto anche in un piccino Stories Partigianos, che racconta la storia dei partigiani del Nuorese in modo particolare, frammenti di ricordi, ma erano ricordi divertenti, cioè la contadina che andava a piantare le patate aspettando il raccolto, poi piccolina su partigiano si stava lì a mangiare su patate, la voglia di aspettare il raccolto, cioè raccontavano questo. L'altra cosa velocissima che voglio condividere con voi, 1992, la Forza Paris in Sardegna, ok? La Sardegna un pochino militarizzata, il discorso, il periodo era del sequestro di Farouk Ghassan, ma insomma c'erano diversi problemi. E c'erano molti militari e il comando della brigata era qui a Pitti. Io in quell'occasione ero consigliere comunale, scherzosamente mi hanno nominato assessore alla difesa, quindi diciamo che insieme agli altri colleghi del comune curavamo i rapporti con queste brigate, con questi militari. C'è stata un'arrivata di scudi da parte delle mamme dei militari del Veneto, del Friuli, del Nord comunque, perché stavano mandando i ragazzi in Sardegna davvero in trincea, perché la Sardegna era dipinta così in periodo del sequestro eccetera. E poi invece si sono creati rapporti di amicizia, di collaborazione, eccetera. È stato un periodo anche condiviso o non condiviso, non c'entra niente, però un periodo anche positivo per tutti. Per ringraziarci di questa ospitalità ci hanno dato l'opportunità di portare dei giovani nelle zone teatro della Prima Guerra Mondiale, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, eccetera, e abbiamo portato con 2 gruppi diversi, uno con me, Rinascano, l'altro con Franco Donedio, non mi ricordo chi, con lui, e abbiamo portato questi ragazzi dai 14 ai 20 anni per 10 giorni ospiti delle caserme di confine, diciamo, del Friuli e del Veneto, e ci hanno fatto visitare tutti i luoghi che sono stati teatro della Prima Guerra Mondiale, le trincee, i sacrali. E ricordo ancora davanti al ciclo della brigata Sassari tutti questi ragazzi che ci hanno portato lì, che ci siamo inginocchiati, abbiamo davvero pianto e abbiamo intonato l'Ave Maria in sardo. Io me lo ricordo
cioè con grande commozione ancora oggi. E a questo proposito, voglio ricordare Gianfranco, perché Gianfranco era con noi ed è stato uno degli attori e dei protagonisti di questa cosa qui. Allora, vanno bene i convegni, vanno bene tutte queste riunioni perché ci rinfrescano un pochettino la memoria, però veramente sarebbe opportuno andare a vedere e a visitare il teatro di quello che è stato veramente questo evento storico, come dire, tragico. I libri di storia ci raccontano le cose, i frammenti di memoria, però andare a vedere lì dove fisicamente abbiamo lasciato davvero i nostri antenati, i nostri parenti, i nostri amici, i nostri sardi, ma tutte le persone che muoiono in guerra, come è stato detto prima, non c'è mai una motivazione valida perché le guerre si debbano fare.